Migrante 35enne trovato morto lungo la 57 nel cassone di un camion greco diretto a Trieste. L'autista 58enne si dice estraneo alla vicenda. In centinaia nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia hanno voluto accompagnare Pietro Bortoluzzi nel suo ultimo viaggio, cerimonia sobria per volere della famiglia. Stretta sui takeaway a Venezia, c'è intesa tra Regione e Comune per regolamentare l'attività nel mirino igiene, gestione dei rifiuti prodotti e servizi sanitari. Pasquale Aita, il noto senza tetto di Piazzale Roma, è stato picchiato a sangue davanti alla stazione. A suo dire sono stati portabagagli abusivi bengalesi. 86enne di Spinea multata dai vigili perché la sua cagnolina semicieca e parzialmente inferma era senza guinzaglio. Una cattiveria si sfoga, faremo ricorso. Via libera il progetto di ristrutturazione nel cimitero di Marghera di chiesa e campanile, 199.000 euro per risolvere problemi che da anni rendono inagibili le strutture. Terza edizione di Uguale Days, la 3 giorni di festa, sport e musica dedicata al tema della disabilità, dell'abbattimento delle barriere fisiche, in programma l'8, 9 e 10 giugno al nuovo parco Catene. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. In primo piano la cronaca: migrante trovato privo di vita all'interno del vano portaoggetti di un camion proveniente dalla Grecia, fermato per un controllo all'altezza della barriera di Venezia Est. È all'obitorio di Treviso, a disposizione della magistratura, il cadavere del migrante trovato morto nel cassone di un camion diretto a Trieste, fermato per un normale controllo dalla polstrada del COA di Udine alla barriera di Venezia Est. La macabra scoperta nella tarda mattinata di oggi ha portato alla luce l'ultimo dell'ennesimo viaggio della disperazione finito in tragedia. L'uomo, nordafricano senza documenti dell'apparente età di 30-35 anni, potrebbe essersi nascosto nel vano portabagagli e attrezzi del camion con targa greca arrivato in Italia via mare e sbarcato al porto di Fusina prima di ripartire verso Trieste. Il disperato tentativo di fuga per un futuro migliore in un porto della Grecia, dove il camion era pronto per l'imbarco. Al casello di Venezia Est la polstrada ha intimato al camionista, 58 anni, di nazionalità greca, di fermarsi. Il controllo, che pareva di routine, ha svelato la tragedia. L'uomo è stato trovato rannicchiato proprio sotto al mezzo e l'autista, sorpreso e sconvolto, ha subito dichiarato di non sapere alcunché e di essere estraneo alla vicenda. La sua deposizione è stata raccolta dalla squadra mobile della Questura di Treviso, che si sta occupando del caso per competenza territoriale. La magistratura ha disposto accertamenti per risalire alle cause della morte del migrante, che potrebbe essere sopraggiunta per asfissia o disidratazione. Chiusa la rotta libica, l'Europol ha lanciato l'allarme sui rischi dei percorsi alternativi utilizzati dai migranti per raggiungere l'Europa, bypassando i controlli alle frontiere. I viaggi nascosti nei vani dei motori e dei bagagli o degli attrezzi dei camion a tenuta ermetica sono estremamente pericolosi per la vita dei migranti. Solo una settimana fa in territorio veneto si è sfiorata la tragedia. 2 migranti nascosti nel cassone di un camion partito dalla Spagna volevano arrivare in Francia, ma si sono ritrovati esausti nel Padovano a Grantorto, dove hanno chiesto aiuto ai carabinieri usando il cellulare che gli ha salvato la vita. C'è intesa tra Regione e Comune di Venezia per bloccare le nuove aperture di takeaway fino al 2021. Giro di vite anche per la regolamentazione delle attività commerciali esistenti che propongono la vendita di cibo da sport, i cosiddetti takeaway in città. Non solo, le determinazioni comunali accolte dalla Regione pongono sia limitazioni ad alcune aperture di queste attività, ma danno anche un mandato come intervento strutturale da apportare una serie di modifiche alla regolamentazioni che saranno in seguito sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale. Si chiederà un impegno nella raccolta dei rifiuti, nella manutenzione dell'area antistante l'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che il locale sia o meno concessionario di un'area esterna. Il divieto di nuova apertura non sarà applicabile a coloro che hanno già ottenuto titoli edilizi finalizzati all'apertura di dette attività e sarà limitato alla città storica, alle isole di Murano e Burano, ma non al Lido e Pellestrina. Sono stati celebrati questa mattina a Venezia i funerali di Pietro Bortoluzzi, docente, scrittore e politico attivo nel territorio, scomparso improvvisamente sabato. Centinaia le persone che questa mattina nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia hanno voluto accompagnare Pietro Bortoluzzi nel suo ultimo viaggio.
Tanti i volti noti della politica veneziana, compreso il sindaco Brugnaro, tanti cittadini, amici e colleghi ancora increduli di fronte alla sua improvvisa scomparsa, sopraggiunta all'età di 53 anni sabato mattina mentre era a casa poco dopo essersi alzato dal letto. Pochi passi e si è accasciato, forse a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Una cerimonia sobria per volere della famiglia, senza interventi esterni durante la celebrazione, se non quello del sacerdote che ha officiato la messa. L'unica concessione, una sciarpa nero-verde del Venezia 1907, accanto a un mazzo di fiori. Discendente di una storica famiglia veneziana, Bortoluzzi ha condotto una vita intensa tra la sua famiglia e l'attività di docente, scrittore e giornalista. Collaborò anche con Antenna 3, ma soprattutto politico, sua grande passione, dai tempi dell'MSI di Almirante ad Alleanza Nazionale e ora Fratelli d'Italia, che l'aveva portato ad essere eletto prima in Consiglio provinciale e attualmente in Consiglio di Municipalità di Venezia, Burano e Murano. Bortoluzzi godeva di grande stima in città, anche da chi la pensava diversamente a livello politico. Nei giorni scorsi sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio, a cominciare da quello di Giorgia Meloni, che ha scritto «Pietro non c'è più» e per noi è una notizia tragica di quelle che ti lasciano senza fiato, colto, onesto, allegro, instancabile. Messaggi di stima che andavano oltre il colore politico, messaggi di una Venezia che ha perso un pezzo di storia e di cultura. 86enne multata dai vigili di Spinea per non aver messo il guinzaglio alla sua cagnolina anziana, semicieca e quasi incapace di camminare. Sentiamo. Mi hanno dato 100 euro di multa perché questa cagnetta non era il guinzaglio. 100 euro. Multata perché la sua cagnolina era senza guinzaglio. Lo prevede il regolamento, le è stato detto, ma in questo caso il vigile in questione ha sottovalutato alcuni aspetti. Diana è una pechinese di 14 anni, è quasi cieca e per muoversi si trascina. Non cammina, è quasi cieca e un vigile molto... ha detto signora non ha il guinzaglio, ma non vede, dico che non può neanche camminare. E mi ha dato 100 euro di multa. La signora Virginia, 86 anni, era nel parco a pochi passi dalla sua abitazione in via Pascoli a Spinea e racconta di essere stata seguita dal vigile fino al cancello di casa, dove fuori c'era ancora la cagnolina. Tanto era determinato a multarla. Mio marito ha scritto al sindaco, il sindaco è d'accordo con noi che non è giusto pagare insomma questa cifra così assurda e anche tanti soldi. Non mi sembra giusto per una bestiolina così malata. Bisogna avere il guinzaglio e io il guinzaglio non lo uso mai perché vede, è proprio una cagnolina, proprio malata perché ha 14 anni, non si regge nelle gambe e mi sembra proprio una cattiveria, ecco. Diana fatica talmente a muoversi che la sua padrona le ha creato un carrellino per non rinchiuderla in casa e poter fare i loro giretti come negli ultimi 14 anni. L'ho pensato io, siccome che il parco è qua vicino, e l'ho fatto io questo, vedi, con la cestina, vedi, il carrello della spesa, il cestino di vimini, è tanto qua vicino il parco, vedi, e questo è il suo trasportino, che la porto al parco perché vede, proprio non si regge nelle gambe. Non resta che attendere la risposta del sindaco Checchin, che si spera arrivi prima della scadenza dei 60 giorni, tempo utile per pagare la multa. Ed ancora cronaca, il clochard che si vede quasi quotidianamente a Piazzale Roma è stato aggredito violentemente. Un'altra aggressione nei confronti di un clochard. Questa volta però si tratta di una persona molto nota a Venezia, Pasquale Aita, che spesso lo si vede tra Piazzale Roma e nella zona della stazione di Santa Lucia. Proprio lì, alcune sere fa, sarebbe stato violentemente picchiato e lasciato a terra sanguinante. Secondo quanto ha raccontato, 4 stranieri, a suo dire bengalesi, l'hanno accerchiato e dopo qualche scambio di frasi un po' accese si sarebbero scagliati contro di lui. Nonostante la sua stazza, Pasquale non è stato in grado di difendersi. I 4 l'avrebbero dunque malmenato per circa 5 minuti, uno di loro addirittura cercando di colpirlo con un martello. Poi se ne sono andati lasciandolo a terra. Qualcuno l'ha visto e gli ha prestato soccorso. Ha riportato diverse ferite, tra cui una al labbro, curata poco dopo con dei punti di sutura all'ospedale all'Angelo di Mestre.
Secondo Pasquale, i suoi aggressori sarebbero i cosiddetti boss del giro di portabagagli abusivi che operano nella zona, con i quali avrebbe già avuto screzi in passato, un'ipotesi però difficilmente verificabile. Una buona notizia che Marghera attende da tempo: è stato approvato il progetto definitivo di ristrutturazione di chiesa, campanile e obitorio all'interno del cimitero. Grazie a fondi nazionali abbiamo potuto mettere in programma l'intervento al cimitero in modo da completare il lavoro che è in corso da tempo ma che appunto aveva bisogno di un rifinanziamento. Sono interventi attesi da tempo e per fortuna ormai ci siamo. È arrivato il via libera al progetto di ristrutturazione nel cimitero di Marghera, della chiesa, del campanile e dei manufatti limitrofi. Una decisione presa dalla Giunta su proposta dell'assessore Zaccariotto, anche alla luce di un sopralluogo del sindaco Brugnaro lo scorso agosto. 199.000 euro per risolvere situazioni che da anni rendono inagibili le strutture. Per quanto riguarda la chiesa, si procederà con interventi delle parti cementizie e della copertura che presenta infiltrazioni d'acqua. Saranno sostituite le vetrate e i telai che le ancorano alle colonne in cemento. Per quanto riguarda il campanile, che presenta in alcuni punti lo sgretolamento e il distacco del rivestimento e infiltrazioni dal tetto, si procederà invece con la sostituzione della guaina di copertura e la realizzazione di un cappotto sulle pareti, rifinito con intonaco plastico. Interventi anche sull'obitorio. Un segnale importante di attenzione per Marghera e i suoi cittadini, ma non solo. Grazie al bando periferie poi sono stati stanziati dei fondi anche per Forte Tron, oltre che per gli altri forti, quindi insomma sono degli interventi che è bene sottolineare perché sono importanti. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Bene, siamo tornati nuovamente in studio, siamo alla politica. Fra 4 giorni i cittadini di San Donà saranno chiamati a votare per il nuovo sindaco. Continuiamo quindi a conoscere i candidati. Dopo averci pensato a lungo, ho pensato che sì, potevo proprio fare qualcosa per la mia città, perché in questi 5 anni è andata veramente tanto giù. Il degrado diffuso, la mancanza di attenzione per le associazioni di volontariato, la mancanza di centralità che ha avuto in questi anni non sono più sopportabili. Sposata, 3 figli, da 30 anni lavora nella farmacia di famiglia. Sotto la bandiera della Lega e quelle di Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia e 2 liste civiche, Francesca Pilla si candida al sindaco di San Donà, promettendo un'inversione di rotta rispetto al passato. A partire dalla sicurezza, che sostiene non si può fare solo col controllo di vicinato. Cercheremo di chiedere alla Polizia Municipale il terzo turno, soprattutto quello notturno, e ci sforzeremo di aumentare le telecamere alle entrate della città. Se verrà eletta, Pilla assicura poi cambiamenti radicali in materia di viabilità. Una maggiore fluidità del traffico, che permetterà lo spostamento in tempo molto più facile, molti parcheggi, 500 parcheggi in più rispetto agli attuali, le prime 2 ore di parcheggio gratuito, in modo tale che il cittadino quando viene in città possa serenamente fruire dei locali, dei negozi, eccetera. Una particolare attenzione verrà dedicata alle frazioni, conclude la candidata leghista, che abbiamo visitato in questi giorni, trovandole in condizioni che non esito a definire penose. La rabbia e lo sconforto che proviamo quando andiamo in visita alle frazioni è grandissima. Questi signori cittadini non sono cittadini di serie B, pagano le tasse tanto quanto quelli della città e non hanno nulla in cambio. A Martellago la corsa alla carica di sindaco è a 6, stasera conosciamo il candidato di Unione Civica Alessio Boscolo. Vivo qui a Maerne da 20 anni, ho 50 anni, 2 figlie, mi sono laureato in fisica, ho un dottorato in ricerca e tecnologie spaziali e un'impresa. È la lista Unione Civica a sostenere Alessio Boscolo, in corsa per la carica di sindaco di Martellago. Nel suo curriculum una lunga esperienza nel mondo della ricerca e della pubblica amministrazione, per arrivare all'imprenditoria prima di dirsi pronto ad accettare una nuova sfida per il cambiamento.
Dopo 20 anni di una continuità amministrativa che sostanzialmente ha ingessato il nostro Paese nelle scelte, in tutte le proposte che sono state fatte in questi anni, che non si sono poi concretizzate, pensiamo soltanto alla casa di riposo, credo che sia ora per il nostro Paese di cambiare aria. Nel programma di Alessio Boscolo al primo posto c'è la necessità di un rigoroso controllo del bilancio. Voglio sapere esattamente quanti soldi avrò a disposizione per fare degli investimenti scaglionati negli anni e investimenti tutti gli anni. Non è possibile che noi abbiamo un Paese che si trovi a fare tutti i lavori in prossimità delle elezioni, i lavori pubblici, i lavori quelli di rimessa a posto dei marciapiedi, delle strade, vanno fatti e programmati anno per anno. Questo è quello che ci stanno chiedendo i nostri cittadini e questo è quello che noi daremo. Ed ora ci spostiamo a San Stino di Livenza per proseguire la nostra carrellata dei candidati sindaci alle comunali di domenica. 35enne impiegato con la passione per la politica, dopo 5 anni da sindaco di San Stino di Livenza si ricandida Matteo Cappelletto, sostenuto dal Partito Democratico. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo realizzato in questa amministrazione, dichiara, in particolare dei servizi sociali che sono il nostro fiore all'occhiello e degli investimenti fatti per alcune opere pubbliche. Noi abbiamo ottenuto importanti risultati sotto tanti punti di vista, ne cito alcuni, insomma la realizzazione della caserma, una serie di interventi importanti dal punto di vista della viabilità, la realizzazione della palestra presso le scuole di Corbolone, insomma in tutto il territorio sono stati fatti degli interventi significativi. L'obiettivo è continuare a completare questo tipo di interventi con nuovi spazi per le attività scolastiche, con l'ammodernamento degli impianti a disposizione delle tante attività sportive che ci sono e quindi una strada che è tracciata e sulla quale si chiede di continuare a lavorare. Tra i suoi sfidanti c'è l'ex assessore provinciale Giuseppe Canali, 47enne con una lunga storia di militanza tra le file della Lega. Vogliamo un'amministrazione trasparente, auspica, dove il cittadino non sia un suddito ma un protagonista. Ai primi punti del nostro programma ci sono la sicurezza e la manutenzione delle aree pubbliche, perché avere strade e giardini curati è un diritto di tutti. All'attuale amministrazione rimprovero essenzialmente 2 temi. L'ospedale è unico, perché su questo tema il sindaco non si è fatto portavoce delle istanze dei cittadini, del territorio, e quindi abbiamo perso una grande occasione astenendosi dalla votazione nella scelta del territorio di San Stino. E il secondo tema che gli rimprovero è quello della moschea. Non è possibile inaugurare una moschea e dopo 2 giorni emettere un'ordinanza di chiusura della stessa. I cittadini si erano espressi con il loro no, non è stato fatto un referendum, ma era chiaro che la volontà dei cittadini era quella di non volere la moschea. Bene, lasciamo questa ampia pagina dedicata alla presentazione dei candidati sindaci alle prossime comunali. Il Parco Catene di Marghera è pronto per accogliere la terza edizione di Uguale Days, 3 giorni di festa dall'8 al 10 giugno dedicati al tema della disabilità, dall'abbattimento delle barriere fisiche e di pregiudizio e alla valorizzazione del territorio. Ricchissimo il cartellone degli eventi sportivi ed artistici. L'inclusione sociale è l'obiettivo attorno al quale dall'8 al 10 giugno nel nuovo Parco Catene di Marghera si dipaneranno eventi sportivi, musica e mercatini. La gioia e la determinazione, il motore di Uguale Days, la 3 giorni dedicata al tema della disabilità, all'abbattimento delle barriere fisiche di pregiudizio e alla valorizzazione del territorio. Il gruppo di lavoro è compatto e può fare affidamento su una pattuglia numerosa di volontari, almeno un centinaio, spalmati sui 3 giorni di festa. Si accumula esperienza, si accumulano contatti che ci hanno permesso tutti insieme di creare un Uguale Days sempre più grande. L'obiettivo è coinvolgere sempre più ragazzi. Uguale Days aprirà i battenti venerdì alle 16 con un DJ set, mentre attesissima è la cerimonia inaugurale con una esibizione di wheelchair dance, danza in carrozzina. Sabato dalle 15 il via all'attività sportiva, il mercatino e dalle 19 musica e cabaret. Fra gli ospiti i Rumatera e Caffè Sconcerto. Per domenica sul palco è atteso Frankie High Energy, accompagnato da altri esponenti del rap nazionale, per uno spettacolo straordinario di chiusura dell'evento che quest'anno aiuterà l'IPD di Venezia, i Treviso Bulls, Orizzonte Autonomia Onlus e il gruppo di wheelchair della Polisportiva Terraglio. Il progetto piace perché è un modo di fare volontariato diverso perché la base deve esserci sempre il sorriso e la gioia di fare qualcosa, non deve essere mai imposto. Apriamo le porte. Hanno investito nell'evento Admo e Avis perché è importante lanciare il messaggio delle donazioni ai giovani. Entusiasmo dall'amministrazione comunale.
e loro hanno la capacità di mettersi a supporto del mondo del volontariato, e questo li contraddistingue rispetto a altre realtà, e riescono a offrire il loro approccio giovane, quindi sulla comunicazione, sui social, su internet, riescono a fare cose che il mondo del volontariato, alle volte quello classico, non riesce a fare in tempi veloci. Sono fondamentali e noi come Venezia non possiamo che ringraziarli. L'attore Michele Riondino condurrà le serate di apertura e di chiusura della 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2018, diretta da Alberto Barbera, organizzata dalla Biennale di Venezia e presieduta da Paolo Baratta. Riondino, premiato come miglior attore al Festival del Cinema di Roma nel 2008 per il suo ruolo nel film Il passato è una terra straniera, è il secondo madrino della Mostra del Cinema di Venezia, dopo il debutto nel 2017 di Alessandro Borghi sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido. Michele Riondino aprirà la 75esima Mostra di Venezia nella serata inaugurale il 29 agosto e guiderà la cerimonia di chiusura l'8 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i leoni e gli altri premi ufficiali della 75esima Mostra. E questa era l'ultima notizia per questa edizione di Venezia. Vi lascio alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Ben ritrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 7 giugno. Sul Veneto al mattino qualche piovasco solamente sui rilievi. Dal pomeriggio aumenteranno le nubi ovunque con temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 16 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 21 e 27 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, qualche spazio soleggiato in più al mattino, poi col passare delle ore deciso peggioramento con rovesci possibili un po' su tutti i settori della nostra regione. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 20 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 23 e 26 gradi. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, che sarà del tutto simile. Sarà infatti buono al mattino, poi nelle ore pomeridiane si accenderà l'instabilità con rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' ovunque. Temperature minime intorno ai 15 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 25 e 28 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.